Ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. In apertura la politica, durante una conferenza stampa Sud chiama Nord ha ufficializzato questa mattina la candidatura di Gabriele Savoca come sindaco di Catania. Savoca, avvocato di 31 anni, ha accettato la proposta di Cateno De Luca, leader del movimento, di scendere in campo. Secondo De Luca, la candidatura di Savoca rappresenta la loro risposta al grido d'aiuto della città, poiché rappresenta un progetto di rottura rispetto agli schemi che finora hanno condizionato la vita politica di Catania. Nei prossimi giorni partiranno i lavori in tutti e 4 i lotti in cui è stata suddivisa la costruzione dell'autostrada Ragusa-Catania. Il progetto richiederà un investimento totale di 1 miliardo e 434 milioni di euro e si prevede che i lavori dureranno circa 3 anni e 4 mesi. La nuova autostrada ridurrà il tempo di percorrenza tra Ragusa e Catania a meno di un'ora, rendendo più facile e sicuro lo spostamento fra le due città. 2 giovani sono stati arrestati dai carabinieri per aver minacciato e poi successivamente aggredito un 19enne con una testata al volto davanti all'ingresso di una scuola nel Messinese. Questo perché nei giorni precedenti la vittima era stata rintracciata dai militari dopo non essersi fermato a un posto di controllo. Sull'auto sarebbero stati presenti anche gli altri 2 soggetti, probabilmente scappati perché in possesso di droga, che il 19 avrebbe fatto identificare in un secondo momento. Questo avrebbe portato alla ritorsione nei suoi confronti. Sono state diverse le operazioni antidroga condotte dalle forze dell'ordine nelle scorse ore. A Barcellona Pozzo di Gotto, nel Messinese, la polizia ha arrestato un 23enne trovato in possesso di 4 kg di hashish. A Sciacca, in provincia di Agrigento, i carabinieri hanno arrestato 3 persone per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, tra di loro un uomo e una donna di 55 e 51 anni residenti a Partanna e un cittadino del Gambia di 23 anni residente ad Agrigento. Infine a Gela, nel Nisseno, la polizia ha arrestato un uomo di 24 anni trovato in possesso di cocaina, hashish e marijuana. Ed è tutto per questa edizione, il prossimo appuntamento col TG Flash alle ore 20.